quotidiana dei nostri notiziari, ben ritrovati. Vediamo subito i titoli di oggi. Rissa in Consiglio Comunale a Portogruaro, scaldare gli animi una delibera sull'aumento del 25% dell'IRPEF comunale e le immagini finiscono su YouTube. Rissa sfiorata in Consiglio Comunale a Portogruaro, si discuteva dell'aumento dell'IRPEF, 2 consiglieri per poco non sono venuti alle mani. Vediamo. Si è sfiorata la rissa lunedì sera in Consiglio Comunale a Portogruaro, dove 2 consiglieri, solo per poco, non sono venuti alle mani. Come rivela questo video pubblicato su YouTube da un blogger. Consigliere Goi, per piacere! Consigliere Goi, attenzione, fermi! Non tiri via! Adesso si prende la querela, perché abbiamo visto tutti, adesso si prende la querela, quindi è già a posto, Provvidenziale l'intervento del vigile urbano in un'aula dove la tensione era già altissima. Si stava discutendo la proposta della maggioranza di aumentare dallo 0,6 allo 0,8% l'addizionale IRPEF comunale. Provvedimento necessario per l'amministrazione al fine di incassare 600.000 euro e rimanere nei limiti imposti dal patto di stabilità. Provvedimento vessatorio per le opposizioni che avevano annunciato l'intenzione di abbandonare il Consiglio. Eventualmente, correttamente, annunciate che abbandonate l'aula e che non serve utilizzare toni che non sono appunto consoni a questa aula. Poi sono volate parole e provocazioni fino al contatto fisico tra i consiglieri. Alla fine la situazione si è ricomposta e la delibera è passata con 13 voti favorevoli e 3 contrari.